Un'iniziativa oggi che parla sulla violenza di genere, in particolare su quella delle donne con qualificati interventi. Sì, l'amministrazione comunale oggi ha voluto ricordare questo importante problema molto diffuso in Italia e nel mondo, che è quello della violenza di genere, cioè della violenza contro le donne e le bambine. Lo fa nell'ambito di una manifestazione internazionale che si chiama One Billion Rising e lo fa coinvolgendo i ragazzi, gli studenti, perché pensiamo e siamo convinti che è proprio cambiando la mentalità, cambiando il modo di pensare e di comportarsi proprio delle generazioni più giovani, avremo la possibilità di eliminare questa grande piaga, questo problema così importante. Credo che oggi il tema vero è cambiare i linguaggi, cambiare i codici, soprattutto parlare, come abbiamo cercato di fare, ai giovani che rappresentano il futuro e quindi ci si augura che ci sia una società non violenta, una società diversa. Il passaggio che io ho fatto nella mia relazione è quella di non tentare di definire fenomeni che sono complessi come il femminicidio e la violenza sulle donne soltanto dal punto di vista numerico, ma cercare di far capire attraverso le storie che cosa un uomo è stato capace di fare e che cosa una donna ha subito, e questo per trasmettere con testimonianze molto forti ai più giovani un tipo di comportamento che deve certamente cambiare se vogliamo costruire una società veramente civile. Come si può difendere un uomo, una donna dai continui attacchi che oggi avvengono quotidianamente su Facebook? Abbiamo visto addirittura che sono stati tanti casi di persone che si sono anche tolte la vita per la mortificazione, per l'umiliazione di essere presenti su Facebook. Ecco, che consiglio dare? Lei è un esperto in queste tematiche. È molto difficile dare dei consigli, ma il primo consiglio utile è quello di denunciare immediatamente, è quello di rivolgersi ad autorità competenti che oggi hanno la possibilità molto concreta di riuscire a raggiungere l'autore di queste minacce, se sono anonime, e quindi di riuscire ad assicurarlo alla giustizia. Devo dire non c'è solo una violenza, come lei giustamente ha detto, fisica, ma c'è anche una violenza psicologica perpetrata che sta veramente raggiungendo livelli di guardia. L'associazione Giacchi Donna che io presiedo ringrazia il Comune di aver accettato la nostra richiesta di parlare di donne e di parlare della violenza di genere. Giacchi Donna, come del resto voi sapete perché ci avete seguito per tutto il periodo in cui si è occupata di questo problema, ha iniziato a attenzionare questo problema proprio sin da quando è nato One Billion Rising. Abbiamo fatto i flash mob a Piazza Cavour e ci ostiniamo, continuiamo a attenzionare il problema perché il nostro territorio non è esente.